Ciao amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera abbiamo un altro ragazzo che purtroppo non può trovare la sua anima gemella. Ve lo presento subito, ciao, tu sei? Giuseppe, Giuseppe, di dove sei? di Marsala. Di Marsala. E tu fino ad oggi praticamente non sei riuscito a trovare la tua anima gemella? Sì. Tu mi sembra una volta ti sei presentato qui da noi a Stranamuro Siciliano. Sì. Solo che non sei riuscito a trovarla, praticamente per Sì. quanto riguarda che cosa? Non è andato d'accordo magari il carattere, cosa, non so. Sì, anche questo c'è stato. Cioè non ti va magari il carattere di quelle magari che fino ad oggi hai conosciuto. Sì. E allora Giuseppe dimmi, che cos'è che ti colpisce in una donna? Cioè per colpirti, per scattare il colpo di fulmine, che cos'è che una donna dovrebbe avere? Prima di tutto deve essere una bella ragazza, deve avere un bel fisico e i capelli lisci, poi se è bionda o castana non ha importanza, l'importante è che sia una bella ragazza. Esatto. Corporatura magari Sì, cioè, sì. bella fina, diciamo. Sì, Poi per quanto riguarda età, parliamo dell'età. Tu quanti anni hai? 28. Tu hai 28 anni, quindi o tua coetanea o logicamente Sì, più certo. piccola. Partiamo da una base, da che base possiamo partire? Da 20 anni? 20, 22, così. Dai 20-22 a salire fino ad Sì. arrivare ai 28-30, giusto? Sì, Poi per quanto riguarda invece il lavoro, dovrebbe lavorare sta ragazza? non ha importanza. se Non ha lavora, importanza no, neanche. perché io lavoro. Esatto. Tu che lavoro fai? Carrozziere. Ah, sei carrozziere a Marsala sempre? Sì, per conto mio. Quanto tempo è che sei senza ragazza? Da un annetto circa. Da un annetto. Quindi è un anno che tu praticamente sei solo. Single. Sì. Gli amici ce l'hai, esci gli con gli amici, amici, certo. le ragazze magari ce l'hai pure, però come amicizia, Sì. però non sei riuscito naturalmente a trovare la tua ragazza ideale. Sì, sì. Va bene. Ok, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Giuseppe, 28 anni di Marsala, che va cercando la sua ragazza ideale. Fino ad oggi non è riuscito, purtroppo dopo svariati tentativi, è venuto anche qui da noi a Stranamuro Siciliano, ma purtroppo, ripeto, non è riuscito a trovare la sua anima gemella. Per cui è sempre qui, in attesa che aspetta le vostre telefonate. Per cui se voi siete fra le sue praticamente fra le richieste che ha chiesto qui Giuseppe, allora cercate di contattatelo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Giuseppe, cosa possiamo dire? I tuoi hobby, parliamo dei tuoi hobby. Il mio hobby è il primo di trasformare le macchine, infatti come vedete c'ho una... Tu hai la passione del tuning praticamente. Sì. E poi... La macchina che tu c'hai? La Calibra. Sì, Opel Opel Calibra. Che l'hai trasformata? Sì. Quanto ti è costata trasformarla? Un circa 2000 2000 euro. Però perché io faccio carrozziere. Certo, se no sarebbe il doppio, il triplo. le Sì, cerche. Vabbè, poi per quanto riguarda la musica, ti piace la musica? sì, Che tipo di musica preferisci? musica techno, house, commerciale. Un po' di tutto, praticamente. Sì. Basta che è orecchiabile e bella. Sì, Va bene. Parliamo invece di un'altra cosa. Parliamo per quanto riguarda il mare. Ti piace il mare? sì, Ti piace andare al mare? certo, Tu ci vai spesso d'estate, sì? certo, come tutti i ragazzi. Certo. Va bene. Dimmi Giuseppe, voglio farti una domanda importante. Per te che cos'è l'amore? L'amore... Se tu dovessi descrivere l'amore in 2 parole, in pochissime parole, come lo descrivesti? Non so cosa dirti per ora. Cioè tu che cosa provi per, diciamo, quando ti innamori di una ragazza? Esatto? Le sensazioni, quali sono? Li puoi descrivere? Sensazioni che... Boh, per ora non so cosa dirti, Niente. perché sono un po' emozionato. Beh, non ti preoccupare. Ascolta un'altra cosa, tu ci credi nel colpo di fulmine? Certo, Nell'amore a prima vista ci credi? E nell'amore eterno? Cioè che l'amore praticamente può durare una vita? Ci credi? no. No, quello non ci credi. Però nel colpo di fulmine sì. Sì. Secondo te, per andare avanti in una coppia, esatto, che cos'è che ci deve essere? Ci deve essere che... Tranquillo, Per ora non mi viene... non ti viene però. Vabbè, è normale, non ti preoccupare, può succedere. Vabbè, possiamo parlare di qualche altra cosa. La canzone più bella che ti piace qual è? Qual è? Sì. Il disco che preferisci? A quante canzoni ci sono non mi ricordo. Non ti viene neanche. No. Non ti viene spesso.
Va bene, abbiamo scherzato. Amiche telespettatrici, ripeto, per chiunque di voi fosse interessato a conoscere Giuseppe, che al momento non gli viene ma che gli verrà nel momento in cui voi telefonerete, potete contattarlo, attenzione, al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Vi raccomando, telefonate perché Giuseppe si vuole sistemare, va cercando la sua anima gemella, per cui aspetta le vostre telefonate, ok? Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche Giuseppe. chi è venuto stavolta. Ciao. Oh yeah.